La tradizionale spartenza, ovvero il saluto della madre alla salma del figlio prima della deposizione nel sepolcro, ha chiuso ieri a Favara ai riti della passione di Gesù Cristo. Come sempre, migliaia di fedeli che dal Calvario hanno accompagnato l'urna del Cristo morto e il simulacro della Madonna Addolorata in piazza Cavour. Particolarmente attesa l'omelia dell'arciprete Don Giuseppe D'Oriente, che dal balcone di Palazzo Fanara ha parlato alla città. Quello del neopastore della Chiesa favarese è stato un invito alle istituzioni politiche locali a occuparsi realmente dei problemi dei cittadini che quotidianamente sono costretti a fare i conti con una crisi economica che limita pesantemente il quieto vivere. Il Venerdì Santo di Favara si è chiuso poi con l'esposizione del simulacro del Cristo morto nella Chiesa del Rosario e l'affettuoso saluto dei fedeli.